Picciotti di Sicilia tutto tondo tagliati che cecca. Oggi siamo a Torino e cosa vi facciamo vedere, amore? Dove sei? Saluta Angelo. Iniziamo così il nostro video a Torino. Ciao Picciotti. Ah, aspetta. 1, 2, 3. Amore Picciotti. Per pranzo abbiamo deciso di venire qua all'antico vinaio, Sì, e eccolo. queste sono le focacce che abbiamo preso. Sì, ti vergogni, vero amore? No, Perché sei perché a mi Torino, vergogno? No, guarda, non lì me ne c'è la sarebbe mole, lì c'è l'università dove andava Micaela. Mamma. E qua ci sono le focacce. Allora, questa è la mia col pastrami e questa è tua con il salame. Comunque, Questi diciamo, sono i miei cognati, che ci c'era mai. Dammene. comunque ora le proviamo, non ci siamo mai stati, perché a Palermo non c'è l'antico vinaio. Torinese, i focacce di antico vinaio della Toscana. La mia è gigantissima. Secondo me la più buona è chi da tua. Sì, vai, Posso assaggiare assaggia con che- la mole che tutti? ci guarda. Perché non apre pure a Palermo? Vieni a Palermo. E finalmente abbiamo portato Carlo in un museo. Allora picciotti, qua siamo al museo della RAI di Torino. Faccio una panoramica. C'è pure mia sorella con Leonardo e Vittoria. Una domanda. Perché a Torino ci sono i portici? Perché la principessa voleva camminare senza bagnare. Bravo amore! Questo abito ha fatto la storia perché l'ha indossato Raffaella Carrà e per la prima volta in televisione si vedeva l'ombelico di fuori. Che ti faccio vedere qua a Torino. È l'abito originale. Nel nostro giro a Torino ovviamente non può mancare il Bicerino. Siamo in questo locale storico. Aspetta, ti faccio una bellissimo, panoramica. siedi dentro anche la cassa è antica. 1836 amore, quindi Sì. qua proprio la storia parla. Sì. E ora assaggeremo il Bicerin, che è proprio tipico di Torino. E che cosa c'è praticamente? Cosa Caffè, c'è? panna e cioccolato. Va bene? Allora, dai. Assaggiamolo. Che bello, bello morbidoso. Buonissimo. È buono, vero? Sai quanto viene questa cosa qua? Quanto viene? 7,50 €. 7 per un po' di caffè e panna, vabbè, però amore guarda. La storia, sei si nel sente la locale. storia, sente la storia. Ora questo ti fa un bicchiere, te lo puoi portare pure a casa perché 7,50 €. Amore, in questo locale hanno inventato il tramezzino. Che sarebbe chi? Su panino classico questo Sì, ora lo facciamo tramezzino. tutti, ma l'hanno inventato qua la signora Angela. Invece qua siamo a Palazzo Reale, guardate la bellezza di questo palazzo e c'è Vittoria che ama il cavallo. Amore, che bello! Si mangiava buono. Qua mi sa proprio di sì. C'è la volata alla tipo siciliana, vedi quanto Mamma, posti che c'è. bello sto posto, bellissimo. Vero amore, ti piace? Vittoria? Si mangiava sicuramente cose prelibate. E qui a Torino tra una cioccolata e l'altra facciamo intrattenimento! Vai amore, mettiti con loro! Dove ti porto ora io, amore? Sì, allora qua siamo da Baratti e Milano, la più antica cioccolateria di Torino, la più prestigiosa. Una bella cioccolata. Sì, E ti ci porto io. guarda qua che bello, guarda, già si vede la classe e la storia. Eccola qua, è arrivata la cioccolata. Ricordiamo che Baratti e Milano erano due pasticceri Esatto. che nel corso del 1800 hanno aperto la pasticceria. E intanto faccio vedere il locale. Io ti volevo fare vedere Sì, un'altra cosa, dimmi, vedi amore. la panna come l'hanno portata? Sì. A parte. E hanno inventato pure Il gianduiotto. Perfetto, quindi lo dobbiamo assaggiare. Dobbiamo assaggiare tutto ora, Quindi ci vuole un forza. preso per gianduiotto. Un preso, questa perché cioccolata ora- ne mangiamo tutti i Vi giorni. facciamo vedere quanto abbiamo speso. La cioccolata bella cara, Panna, Panna, sì. freschissima. Sì, La bagniamo in una cioccolata, amore. sì. Ecco Una qua. soffiatina, picchia e caura. Certo. È buona. Amoni che questa la sappiamo fare in Piemonte, dai. La cioccolata sapete fare in Piemonte. Qua in galleria vi diciamo quanto abbiamo speso per le cioccolate. Allora, siamo qua da Baratti Milano, ricordiamolo. Sì, amore, dimmi. Ti ho comprato 3 Gianduiotti. gianduiotti, 2 me li ha regalati la ragazza. Ah, Meno ok, male, meno male. sì, Allora, sì. in totale abbiamo pagato 25 €. Ah, perfetto. Quindi oggi praticamente abbiamo speso 50 € di cioccolate.